Dirk Gassua. Chi sei? Pronto? Franco da Treviso. Ciao Treviso. Come vai Ciao, Treviso? saluto non si guarda. Ciao. Quando sei che veniamo che... al teatro, come si chiama? L'Astra? No, ho voluto venire a Palla Verde, a Viorba. A Viorba? A Viorba. Vai a dirlo a Biscaro. Lo so, è qua vicino di me. Va bene, dai. Dimmi. E io volevo dire, volevo che venissi a Palla Verde a fare un bel spettacolo, no? Perché siamo messi d'accordo con una gran compagnia, di fare una raccolta per Maria Clara e Padova per mandarla in Russia un po' di tempo. Per chi? Per Maria Clara da Padova per mandarla in Russia un po' di tempo. Chi sei San Maria? Che siamo prima. No. Cioè perché te dici effettivamente che ha qualche problema sì, di adattamento? Sì, proprio come i cavalli, no, avere i suoi una roba. A Biada te intendi, a Biada. È fen. È A Carota. A Carota, cosa vuoi? Buon dai, lasciamo stare. No, non sta bene. No. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi sei qua? Volevo intervenire così con una battuta, no? Sì. Purtroppo la politica in questi ultimi anni è stata perversata da chi che con il Gesù, il Giuseppe e Maria i soldi si porta via. Sì, Ciao, grazie. Infatti, dove sei che era a sede della Democrazia Cristiana una volta? In piazza di Gesù, no? Perché? E perché ieri in piazza di Gesù? Perché era benedizione? No, perché sei a mangiatoia. Pronto? Ha messo giù? A posto. Mancano 5 minuti, lasciamo agli ospiti. Vabbè, sì. allora lasciamo fare. Voi hai chiuso. Vabbè, Abbiamo la chiuso. regia è sacra, quindi. Allora, No, mi voglio notare una roba, Eh. scusate, per concludere, che se tanti signori a Padova, che ha pubblicato i 740, sei. Se c'è Sì, 740. Ma noi gli avevamo detto che cambiava. Che hai cambiato? Non c'era più 740. No, diciamo 8 meno 20. È tutto diverso, c'è il cambiamento proprio. Vedi tu che cambia le robe, e poi dici che non cambia le robe, vedi? Vabbè. Raga, pubblicate i nomi dei e che abbiamo più visto, ricchi. e che abbiamo visto che ci sono un sacco di miliardari a Padova, non so se anche nelle altre province, comunque a Padova, qua vedendo che ci sono un sacco di miliardari, un sacco di uomini ricchi, vuol dire che se sta bene, E milionari anche. è milionario. Milionari ormai. Milionari. Una cosa- Poretti milionari. Poretti siamo solo che non altri di vita. Sì o no? Sì. E cosa dobbiamo fare per arricchirci? Arricchirci dovevamo, ecco, ridere, dovevamo stare in allegria, ecco, l'unica ricchezza che mi resta è quella. Beh, insomma, credo che sia una grande ricchezza. È stato anche uno dei motivi per cui abbiamo detto. Per cui. No, per cui non si può dire. Per cui non si può dire. Per piacere. Hai capito? Questa è una televisione con un target che va dai giovani, giovanissimi a. Per cui non si può No. dire che se te Per senti il accasellati a te fare una denuncia, scherzo. cui. Per Dai. il quale, va Da bene? più ti vorresti dire onde per cui. Onde per cui proprio noi. Eh? Onde per cui non si può dire. Onde per cui, se idromassaggi, onde per cui, cosa devo capire? Vabbè, ora sì. Avevo capito. No, abbiamo voluto fare una cosa. Oh, mi state facendo sudare, eh? Saludemo. Stiamo facendo una cosa differente questa mattina, quindi abbiamo voluto ridere e lo faremo anche dalle 9 alle 9 e mezzo, eh? Ah sì? Poi, torneremo sì. dopo, torneremo dopo. E ora, E mia domenica- moglie che avevo detto che non volevo tornare, non torno, sto qua. No, è domenica e quindi vale la pena ridere, cerchiamo di passare una domenica allegra. Sentite questa musica che bella. Masso babalbo, zio canea. Onomatopeico, diciamo il significato di estrinseco, palese. Sì. Praticamente non Niente. ti avvedi, ecco, in poche parole. Anche se tu, guardia, siete ancora sveglio, siete già in letto. Tu moglie ti dice, Niente, noi altri rinnoviamo invece l'appuntamento tutti quanti per il nostro concerto del 4 e 5 novembre a Teatro Antoniano di Padova. E acquistate i nostri CD, in già tutti i in negozi. vendita presso tutti quanti i migliori negozi di. Venimi a trovare a teatro nelle vostre città, nei vostri paesi, quando che... Fate delle petizioni, chiamateci, noi verremo in modo molto disinteressato soprattutto. Veniamo anche a casa. Comunque cerchiamo- Beh, a parte che siete entrati in tantissime case, Sì, quando beh. abbiamo fatto la trasmissione Sta famiglia, Serenissimi in famiglia, sì, sta e bene. quindi io credo che sia stata una cosa allegra, Gaia, posso Gaia. Gaia. Ma rifemo. La rifaremo perché... No, anzi, femo così, Vito, facciamo così. Se c'è qualche famiglia che vuoi invitarmi, sì, venimo cano altri. Sì. Venimo cano No, altri. andiamo volentieri. Andiamo in famiglia.
così a Sì, il fatto è che nessuno ancora ha telefonato, nessuno chiama, insomma, siamo... No, mi pare impossibile che non che sia famiglia. Femmo un appello. Famiglia. Cercasi famiglia. Disposta ad adottarci, ad ospitare Vito e l'operatore. Fare una seratina in televisione. L'operatore non mangia niente, gata a riprendere. È una roba intima. E mangia fuori tutto. Non lo saprà nessuno, solo che 93 a televisione. La roba tra 90. Va bene. Accettiamo, anzi, diamo appuntamento dai 9 alle 9 e mezza. Chi che vuoi chiamare? Fissare un appuntamento per prossime trasmissioni. In famiglia. Veniamo a casa, proprio così. E così avranno occasione anche di vedervi da vicino, quindi simpaticamente. Puoi toccare a me. No, siete pericolosi, sì. Vi toccano. È bronze scotta. Ore 8, il nostro tempo a disposizione è terminato. Attenzione, fra un'ora siamo ancora con voi. Grazie amici di Nuova Radio Network. A voi dico grazie dopo alle 9:30. Ci vediamo, bye bye. Ciao. Ciao. Mancano pochi giorni al termine della grande liquidazione di tutti i mobili della mostra alla numero 1. Troverete ad esempio questo magnifico salotto in pelle Capitonè fatto a mano, costava 4 milioni e 3, oggi solo 2 milioni 280.000, IVA e trasporto compresi. E se vi è più comodo... Stanno attraversando la domenica.